C'entro anch'io, c'entro anch'io. Una nuova puntata di Centro Anch'io, bentrovati a tutti, ci fa piacere che ci seguiate così numerosi e oggi la prima parte di questa puntata è dedicata a Suor Maria Troncatti. Maria Benvenuta Troncatti nasce a Pisogneto di Corteno il 16 febbraio 1883. La sua maestra delle elementari, abbonata alla rivista Bollettino Salesiano, le fa scoprire il mondo delle missioni. Giunta alla maggiore età decide di farsi suora ed entra così nelle figlie di Maria Ausiliatrice, prendendo i voti il 17 settembre del 1908. Durante un'inondazione a Varazze fa voto alla Madonna di partire missionaria. La prima destinazione è l'Ecuador, cambia diversi luoghi di missione salesiani dove opera sempre vicino a malati e moribondi, aiutata anche dai giovani dell'operazione Mato Grosso. Muore il 25 agosto del 69 per un incidente aereo dove è l'unica vittima, come la Madonna pochi giorni prima le aveva preannunciato. Un altro detto che vede protagonista le donne, voi care donne che siete al nostro ascolto e non solo. Le fonne lega fa la panada al diavolo e poi che la fa mangiare. Vabbè, insomma, vediamo un po' se è vero o no e quanto ne sanno i nostri amici napoletani. Siamo in piazza del Plebiscito oggi, il cuore di Napoli, in compagnia di Giorgio. Giorgio. Che fai? Tu sei di Napoli? Sono di Napoli, provincia di Napoli, zone vesuviane. E di che ti occupi? Io ora sto scendendo dall'università. Quindi sei studente universitaria. Universitario di economia. Di economia. Magistrale. Giorgio, proviamo a leggere questo. Sei le fonne, leghe fa la panada al diavolo, poi leghe le fa mangiare. Sì, c'è una parola, qualche parola che hai capito, Giorgio? Mangià? Già? Sì. Le fonne sono le donne da noi. Ah, le fonne. Sì, Le donne. fonne. Leghe fa... Diavolo, chi è il diavolo? Diavolo? Poi leghe... Leghe non lo so. Non lo so. Non è facile, Giorgio, però l'importante è la partita doppia e capire tutte le cose. Abbiamo incontrato questa simpatica famigliola partenopea. Siete napoletani? No, napoletani, veneti, da Dubbiadene, Ah. patria del prosecco superiore. Qua sta facendo lo spot a promozione sul prosecco. Quindi tu sei anche un intenditore di vini. Certo, siamo della zona, non può essere altrimenti. Senti un po', tu come ti chiami? Carlo, Oh, finalmente sono commosso. Finalmente un Carlo bello e intelligente. Pensavo di non trovarlo più. Invece esiste ancora. Allora, vabbè, veneti, bresciani, insomma, siamo cugini, siamo vicini di casa. Proviamo a leggere questo proverbio, caro Carlo. perfetto. Le femmine le che fa la panada al diavolo, poi le che le fa mangià. 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 C'è qualche attinenza con il Veneto? C'è qualche parola che torna? Le femmine gli fanno da mangiare il pane e acqua, al panada. diavolo, la panada, al diavolo, e poi gliele fanno anche mangiare, perché le donne sono sempre più furbe dei noi uomini. Sì. No comment. Così dici, sai quali sono quelle furbe? Che ti crede di far comandate e invece comanda Sì, è così. Va bene, allora chiudiamo anche questa puntata in vostra compagnia. Le donne preparano la panada, sto pane inzuppato nella minestra in questa cottura, e poi glielo fanno pure mangiare, quindi insomma è l'emblema dell'astuzia e della furbizia delle nostre donne, che sono sempre brave e belle, vero? Sì, confermo. Grazie a tutti da Piazza Plebiscito, ciao, alla prossima. Fiamme, cunicula.